Deve prendere una carta qualsiasi, mi dica stop quando vuole. Stop! Ok, prenda la carta, la guardi, la faccia vedere a tutti quanti, io faccio vedere che le carte sono diverse. Vediamo, mettiamola a favore di camera. Allora, Eccoci qui. io volevo dimostrare quest'oggi che anche le carte hanno anima. Allora, guardi, prendiamo la carta. Ma che fa, mago? È il cartoccio questo. Si potrebbe fare il capone di cui parlavamo prima. Io ancora non so che carta è effettivamente. Che carta era? Era. Non ce la ricordiamo, stai facendo sparire le prove, mago. Gioco, se la ricorda la carta? E come no? Gioco è bello, dura 20 minuti, però è bello. È a cottura lenta questo gioco, mago, eh? Allora, signori, cosa stiamo facendo? Non stiamo facendo altro che bruciare la carta, metterla nel pentolino. Sì? Non so se si... Sembra una cosa di quelle là, sai, spiritiche. Tutti la fiamma, tutti al tavolo. Vai. Allora, vediamo, sperando di non bruciarci, di vedere, ovvero. Mago, lei l'ultima volta che ha fumato quando è stato? 5 minuti fa. Allora, signori, prendo un po'. Mi sto bruciando. Ma che fa? L'anima della carta la dobbiamo... Mago, lei è andato totalmente. Sì, sì, oramai sì. Signori, sta apparendo Sì? qualcosa. Ma guarda, vero? Mauro, guarda. La sua carta è un 10, era un 10 Sì? di quadri. Guarda che è vero. Fantastico. Bravo, mago. Abbiamo dimostrato che effettivamente le carte hanno un'anima. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Non ci credevo, bravissimo. Non ci credevo nemmeno io, non ci credevo! Io tentavo... Grazie, allora io ringrazio ancora una volta Grazie a te, Andrea e io di solito comunico, voi lo sapete, con la nostra Danila.